Vabbè, allora io non farò una trattazione sistematica. Ciao, grazie, ciao, ci sentiamo. Perché il tema è enorme, vastissimo e non ho avuto tempo di prepararmi, non vorrei fare neanche una trattazione troppo teorica. Io sono un praticone, diciamo così, rispetto alla capacità di astrazione e di teoria che i nostri maestri sapevano anche fare. Però un po' di cosette ve le posso raccontare e comincerei da alcune provocazioni concettuali che mi piace sempre premettere, poi vediamo un po' di concretizzare un po'. Allora, io vorrei sottolineare, quindi vi do dei flash, un po' di provocazione senza un ordine, poi scendiamo a alcuni esempi particolari che sono una possibile traduzione di questi principi. Però è una cosa un pochino, come dire, disordinata, chiedo scusa, ma mai recupereremo, insomma. Mi piace sottolineare come la mobilità sia un diritto importante, non il traffico. Non il traffico. C'è un diritto di mobilità, non un diritto di traffico. La mobilità delle persone è uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, la libertà di movimento fondamentale. E nella Costituzione comunitaria anche la libertà di commercio e di spostamento delle merci, un diritto fondamentale. Ok, non il traffico, il che vuol dire che io ho diritto di potermi muovere, ma poiché uso uno spazio pubblico non sono da solo a poter decidere come, con che mezzi, per che percorsi, con che tempi e con che tariffe eventuali, perché queste sono competenze della collettività. E quindi la collettività mi deve dare diritto di movimento. Credo che nella Francia ci sia stata anche un'interpretazione di questo tipo, in cui lo Stato ha l'obbligo di fornire una possibilità almeno a tutti di spostarsi in modo indifferenziato e puntuale, secondo le necessità di chiunque, ma non come vuole lui, non necessariamente come uno preferisce, non per che percorso, con che mezzo, a che velocità, perché queste vanno mediate queste cose. E quindi la mobilità è un diritto, non il traffico. Molte volte si confondono le cose e si fa del diritto di traffico una indiscriminata pretesa di adattamento degli spazi, di costruzione, di infrastrutture, di libertà di regole, fino alle cose più degenerate della discussione sulle velocità urbane del traffico, no? Per esempio, e quindi da ciò si capisce come in Germania potevano sostenere che era logico poter pretendere che si andasse a 30 km/h nelle città, cosa che 20 anni, 30 anni dopo si è arrivati a capire anche in Italia, per interi quartieri, per zone urbane, non per tutta la città, ma lo si è capito. Qua si è sperimentato per singoli pezzettini di strade in modo un po' disordinato e non percepibile se non c'è una grande un insieme riconoscibile di un'area urbana compatta in cui si va a 30 orari, è difficile rispettare, ci si dimentica, sono pezzettini sfusi così, e invece l'intera città addirittura. Allora questa regolazione della modalità viene da questo principio: il traffico non è un diritto, ricordiamocelo sempre. Allora da ciò la necessità che la pianificazione delle grandi decisioni di infrastrutture, ma anche dei servizi, anche della gestione e anche delle modalità di uso delle infrastrutture sia attentamente gestita e coordinata da una struttura pubblica che sia capace di mediare gli interessi non solo tecnici, non solo economici già importanti, ma complessivamente di redistribuzione della ricchezza e del benessere tra tutte le componenti sociali e di attenzione alla qualità ambientale delle città per le persone e generalmente del territorio per il paesaggio. Queste cose sono purtroppo ancora molto da venire nell'esperienza nazionale italiana. Non si praticano. Ci sono state esperienze molto limitate di tentativi di pianificazione complessiva della mobilità e dei trasporti e delle infrastrutture e di conseguenza dei trasporti, impostate bene, terminate debolmente, inapplicate sostanzialmente, e poi lasciate in mano
alle grandi agenzie che hanno ripreso il controllo. Guglielmo ci insegnava che anni 80, ero allievo io, ci diceva le concessionarie autostradali, le società a irresponsabilità illimitata, in cui i rappresentanti politici non sono la politica nelle consigli di amministrazione, ma sono gli amministratori nei consigli comunali che rappresentano gli interessi delle società autostradali nei luoghi di gestione della politica. Questo era proprio impressionante. E l'abbiamo sperimentato tutti, dalla Pedemontana alla Venezia-Monaco, a tante altre infrastrutture che sono state decise, magari adesso utili in qualche modo, ma con grande spreco di denaro nel sostenere soluzioni magari discutibili che erano certamente da favorire. La grande discussione che ci fu impostata da Guglielmo di interpretare le autostrade, certamente necessarie per adeguare il paese all'esplosione della motorizzazione privata che chiedeva un'infrastruttura, ma piegandole alle necessità prevalenti delle città, in cui le autostrade in Germania non hanno il pedaggio o hanno sperimentato un pedaggio per il solo traffico merci o solo per chi va lontano, tenendolo invece le autostrade libere e con una capacità di servizio al territorio vicino alle città, con numerosi accessi. Anche in altri paesi hanno fatto questa esperienza, poi capaci di servire anche la domanda di brevissima percorrenza, cosa che invece è trascurata dalle grandi agenzie perché è un costo gestire i caselli per poca percorrenza. Dal loro punto di vista questa cosa non interessa. Quando invece la domanda, quando si fa l'analisi, Guglielmo, Maria Rosa facevano queste cose. Guglielmo Zambresi, sì, Maria Zambresi, Rosa Vittadini ci hanno insegnato di guardare le statistiche. Io ho una raccolta delle statistiche che mi hanno ereditato, mi hanno lasciato al suo tempo, poi l'ha coltivata, la ricevo tuttora, che dimostra che le percorrenze medie delle autostrade italiane sono meno di 50 km. Meno di 50 km, perché le si usa sempre più e stanno calando queste percorrenze perché le si usa per decongestionare, per andare a Treviso, per andare a Vicenza, per andare a Padova. Non si usano, pochi le usano per andare lontano. Hanno i loro diritti e la necessità, ma va contemperata con la capacità di servire il territorio. La discussione che è stata fatta sulla Pedemontana, no? In cui 100 km, 20-30 caselli, dove in altre città, altre esperienze. In Germania non ci sono i caselli, in Canada, nell'autostrada di Toronto, 100 km come la Pedemontana, 50 caselli, 1-2 km. Tra l'altro totalmente automatici, senza costo di gestione, a pedaggio carissimo, da una società tra le più feroci speculatrici di infrastrutture, che è la McKinley, se non sbaglio, australiana, ma costretta dal governo canadese a fare quel tipo di infrastruttura a servizio del territorio, il che mi sposta sul piano successivo. La capacità di pianificazione è una capacità certamente autoritaria di conduzione della politica nel decidere degli interessi. Invece qui, come dicevo prima, nel ricordo di Maria Rosa e Guglielmo c'è l'opposto, non ci sono addirittura le competenze pubbliche. Pensiamo al nostro comune, per esempio Venezia, chi ha capacità critica di gestire il trasporto pubblico, la CTV o l'assessorato alla mobilità del comune? Ali Laguna. Finiamo con Ali Laguna, addirittura la privatizzazione, che non voglio per forza, che loro non condannavano. Io ho avuto un'esperienza personale, saltiamo di qua di là, un viaggio premio dopo la mia laurea che ha atteso molto perché lavoravo già con Michele, prima ancora di laureare, ho sospeso lo studio, lavoravo con lui, ma dopo mi sono laureato finalmente con ritardo, viaggio premio di Maria Rosa, che sono andato con lei, con Stefano, in Svizzera, e ho visitato a Basilea, se non sbaglio, l'ufficio della mobilità che coordinava 50 piccole società di trasporto che facevano la valle, che facevano il comunello, che avevano ciascuno il suo bilancio, il suo piano finanziario, ma tutti pianificati da un organo decisore che coordinava la tariffazione, gli orari e metteva a servizio a rete quello che è la necessità della mobilità. Noi abbiamo fatto il contrario, avevamo un'azienda ferroviaria, l'abbiamo spacchettata, per cui adesso per andare a Milano, a Roma, se uno ha un biglietto di una società non può più prendere l'altro treno. Follia pura, follia pura. Oppure le regionalizzazioni, ciascuna con le sue regole, con le sue
più o meno efficaci efficienze, con una ridiscussione ogni volta di regioni che effettivamente hanno pochi soldi, ma finché li spendono sulla pedemontana erano sempre pochi, per finanziare un trasporto pubblico urbano. Quando Michele abbiamo tentato di impostare con Maria Rosa il ragionamento sul piano regionale dei trasporti, intanto c'era da decidere la priorità di investimento dei soldi per il servizio ferroviario metropolitano. Subito andammo a vedere quali erano perlomeno le linee più cariche, e avevamo individuato dall'evidenza dei numeri la necessità di collegare con linee a alta frequenza, con molte fermate e con regolarità, la grande U Conegliano, Treviso, Mestre, Padova, Vicenza, e poi in sezione particolare il minore Vicenza. Questa U grande era quella che raccoglieva la gran parte del servizio, e invece non ci hanno ascoltato, hanno continuato a spendere per 20 anni i soldi nel fare i parcheggi alle stazioni, i cavalcavie, i passaggi a livelli, e qua e là, mai mettendo i treni. Bastava spendere i soldi per i treni, rabberciando quello che c'era per il servizio, ma sì, che c'è una mentalità, era fare gli investimenti. E vabbè, questa cosa è rimasta. Si è infiltrato l'interscambio. Vabbè, insomma, allora questa cosa ha degenerato nel caso tremendo delle concessionarie, già lo accennavo, autostradali. Le concessioni autostradali, apro un po' di storia, perché le concessioni autostradali sono un'invenzione nazionale, un orgoglio nazionale addirittura, che furono inventate da un tale ingegnere Puricelli, un genio, dal suo punto di vista un genio, un imprenditore di cave e strade lombardo degli anni 10 e 20, che con intelligenza, con competenza, con conoscenza aveva capito che bisognava fare delle strade capaci di dare una risposta nuova alla nuova mobilità automobilistica esplosa negli anni 17-18 con il trasporto merci dei BL-18 della guerra per rifornire il fronte, e poi a cascata diffusi per le merci prima e poi per le persone. Capì che bisognava trovare delle modalità nuove di costruzione di strade, andò a studiare in America, importò in Europa la macchina per fare le strade in cemento armato, bombate per il defluvio delle acque di Piovane, riuscendo a la presa del cemento tenendo la bombatura con una macchina su carrelli. La sperimentò nel fare il circuito di Monza con l'accordo del Touring Club locale e sperimentando la distruzione parziale del parco reale della Reggia di Monza, per fare il circuito di Monza, che nel 21 dimostrò come le strade potevano far correre le automobili, e nel 22 propose di fare una strada a pedaggio, la Milano-Laghi, che raccoglieva l'invenzione della strada chiusa al territorio, chiusa alle necessità degli altri mezzi di trasporto, dedicata solo alle macchine e ai veicoli motorizzati, con pochi accessi presidiati e un pedaggio che serviva a ripagare l'infrastruttura. Non ottenne mai il consenso della comunità, nonostante fosse un imprenditore di grande autorevolezza locale nel suo mondo, se non a fine ottobre del 22, documentazione storica dimostra che fu uno dei finanziatori della marcia su Roma, e con le brigate nere ancora accampate nelle strade romane, in 15 giorni ottenne l'approvazione ministeriale a fare questa nuova autostrada. Evidentemente il contraccambio del Duce appena nominato, che tra le prime cose fece la concessione autostradale a Milano-Laghi. Quindi un bacco d'origine proprio delle concessioni autostradali. Ne furono fatte alcune in quel periodo, poi erano tutte in fallimento, tra cui la Mestre Padova, diciamo, che doveva essere anche ponte per Venezia, autostrada. Ci sono le carte che dicono ponte autostradale, poi per fortuna separato dalla rete rischiava di essere a pedaggio anche il ponte. E poi quell'esperienza finì malamente in tutta Italia, tanto che lo stesso Duce si stancò di questa proposta di Puricelli, che peraltro era un genio tecnico, perché su quell'esempio tanti capirono che si potevano fare strade, e ci sono i suoi progetti per la rete autostradale tedesca, li ha fatti Puricelli, lì però senza pedaggi, perché interpretata per finalità strategiche militari come piste di aeroporto o di invasione con i carri armati, ma capendo che
e tra l'altro lì interpretando subito come strade a servizio del territorio, cosa che in Italia non esisteva perché erano autostrade chiuse invece a pedaggio. Ma ci sono suoi progetti per l'infrastrutturazione dell'Africa italiana, le strade fatte dalle colonie italiane furono disegnate da lui, il disegno delle autostrade della Cina, quindi era un genio, poi finì malamente perché in crisi di crescita e poi insistente con il Duce per avere continui finanziamenti non li aveva, nel frattempo era stato nominato presidente dell'INI Beneduce, il quale dopo tanto insistenza era uno dei pochi puricelli a avere accesso diretto al Duce, all'ufficio, ma il Duce si è stancato e Beneduce ha detto basta, e l'hanno scaricato, è finito malamente, poi è scappato dopo il fascismo, dopo la Grande Guerra in Sud America, mi pare molto tardivamente, abbandonato un po' dalla politica. Ma negli anni 50 si riprese quel progetto, cioè si salvarono quelle poche che erano rimaste ancora a gestione sofferente delle province soprattutto e alle casse di risparmio che si caricarono di quei costi pubblici che non li pagavano e che non erano ripagati dal pedaggio, perché hanno dato tutto il fallimento perché sin dall'inizio i piani finanziari erano sottodimensionati nei costi e sopravvalutati nelle capacità di ricavo e quindi questa cosa aveva portato tutto in fallimento, alcune passate in mano all'ANAS che le ha proseguite, alcune costrette come casse di risparmio province di Venezia a costruirsi, realizzarsi e mettersi in esercizio con grande fatica. C'è un appunto nella provincia dell'archivio di Padova dove l'ingegnere capo della provincia fa l'istruttoria al presidente della, come si chiamava non era il presidente della provincia, si chiamava un'altra autorità, e gli chiede lumi su questa autostrada e nel retro è scritto a matita si fanno le autostrade perché uno così vuole il Duce, a matita è scritto questa cosa, no? Detto per dire che anche loro i tecnici si erano resi conto che non aveva senso. Ma negli anni 50 questa cosa riparte con l'Autostrade SPA, che nient'altro che la pubblicizzazione della sua Puricelli Cave Strade, della sua città di questo, e che rilancia la grande autostrada del Sole sostanzialmente, subito rincorsa da tante altre società che si costruivano su base locale con i rappresentanti locali che anelavano avere la piccola autostrada o la grande autostrada con la Venezia e Monaco, perché c'era il capo ingegnere del Comune di Venezia, l'ingegnere ponte ferroviario, ponte stradale, chi l'ha fatto? Vabbè dai, lui. Miozzi, grazie Miozzi. Un genio anche lui dell'automobile. Ponte degli Scalzi, ma lui ha inventato il Porto Petroli, l'idea della Venezia e Monaco come autostrada sotto la quale correva il petrolio scaricato a Venezia per andare ad essere venuto in Germania, e sopra le due carreggiate, una sopra l'altra, perché quella sotto era riparata dall'innevamento non invernale e poteva rimanere in esercizio senza la polizia. Quindi un genio, anche se questa doppia infrastruttura, ma il ponte degli Scalzi, tante altre cose, è portato qui perché aveva dato dimostrazione di grande capacità di disegno stradale nel fare per esempio un'innovazione tecnica nel profilo del disegno dell'arco dei ponti più arditi nelle Dolomiti, tra cui il ponte di Ponte dalle Alpi è suo. Ecco. E quindi quando Volpi e Cini cercavano qualcuno per rinvigorire Venezia fascista, chiamarono lui come campione dell'automobilizzazione. Negli anni successivi Venezia fu la città capitale dell'innovazione automobilistica, la città con la maggiore autostrada urbana, perché il ponte è tale, 4 corsie, 2 carreggiate, più lunga di Europa per alcuni anni, la città con il più grande parcheggio automobilistico a Piazzale Roma, che fu inventato da Miozzi, che non era nel disegno concessionario, e la città con la più grande rete di auto di filobus di terraferma tra Venezia e la terraferma, smobilitando la ferrovia comprata forzosamente per disposizione del fascismo dalla società Tranvie Mestre, che era un capitale locale, per sbaraccarla e fare spazio al traffico su gomma. Così è scritto sul progetto di variante del ponte. Ecco. Quindi erano perversi, ma questa è la storia. E su questa storia della conduzione di nuovo così orientata, negli anni 50 riparte, dicevo, la società, il sistema delle concessioni, fermandosi negli anni 70 con il blocco delle autostrade, perché era degenerato in modo che andavano tutti fuori controllo. Ci fu un blocco prima
rilascio di nuove concessioni e poi addirittura di costruzione delle autostrade, perché si era arrivati allo scandalo di progetti fasulli totalmente indifendibili che pretendevano di avere dei soldi, e fu fermata allora la Venezia-Monaco, perché ci fu quel blocco, diciamo, per andare attraverso i Dolomiti. Blocco che poi invece fu qualche anno dopo, nella disattenzione generale, sbloccato dal piano decennale dell'unità di grande comunicazione del 1981 con la stagione della come si chiama, dell'accordo nazionale sinistra DC sostanzialmente, quindi il PC si immedesimò in questo disegno che doveva centrare nell'ANAS, questa era la pretesa, la ripresa delle pianificazioni, una cosa che non fu, e si arrivò poi di nuovo al rinvigorirsi delle società concessionarie autostradali fino ad arrivare alla privatizzazione del Prodi 1, a cui Maria Rosa Vittadini cercò di opporsi, perché era chiarissimo, bastava vedere le concessioni, gli atti concessionali, le bozze di convenzioni, i piani finanziari, che sarebbe stato un disastro, che era una regalia totale e totalmente irresponsabile. Per darvi una misura della degenerazione, la terza corsia Venezia-Trieste, che non c'è ancora completa, doveva essere finita nell'83. Il piano finanziario dell'Autovie Venete prevedeva che venisse conclusa, avviata nell'83, fosse finita nell'86, a carico totale della società con i proventi del proprio traffico. È stata finanziata dalla spesa pubblica 40 anni dopo, proseguendo con questa alimentazione di flebocrisi continui di finanziamenti, una società che non ha mai reso i propri conti. Per quello Guglielmo Zambrini diceva ha irresponsabilità illimitate, perché non arrivano mai a fine della propria resa dei conti e si continuano a alimentare con finanziamento pubblico. Così ha rischiato di degenerare anche le ferrovie, in cui l'operazione alta velocità, e poi passo a un punto ulteriore, sì, c'è ancora un po' di tempo di fare altri ragionamenti, grazie a Bernini dismette quell'intelligente scelta che aveva fatto di velocizzazione della rete, di non costruire linee nuove separate, ma di velocizzare quelle che c'erano, con qualche raddoppio laddove necessario, per esempio la Venezia-Padova, ma come raddoppio ordinario, velocizzando con la stessa elettrificazione a velocità più moderate, entro 200-250 km/h, non di più, rendendo la linea capace di seguire contemporaneamente in ordine morbida il traffico merci, con gallerie capaci di traffico merci, e che realizzava questo disegno di anche equilibrio territoriale. È successo esattamente il contrario, dove c'era domanda forte, ci sono precipitate le società concessionarie, le società costruttrici, si sono divise le 6 società costruttrici, le 3 erano, o 6 non mi ricordo, due linee ciascuno, dei 6 segmenti in cui è stata divisa la rete, e hanno ottenuto la concessione il giorno prima che entrasse in vigore la norma comunitaria per l'obbligo delle gare sulle concessioni, il giorno prima. E ricordo che eravamo a Treviso a fare l'assemblea pubblica con Guglielmo Zambrini, ed era la settimana prima dell'entrata in vigore dell'inizio della guerra del Golfo, 91, in cui Guglielmo, con la sua capacità, io mi vergogno, diceva, di discutere di queste cose. Dall'altra parte del mondo stanno cominciando a farsi la guerra, noi stiamo qua a parlare di strade e di traffico. Però fate attenzione, lui aveva esperienza, era anziano 20 anni più di tutti i presenti, diceva, fate attenzione proprio in questi momenti, perché in questi momenti che nella legislazione generale passano le cose peggiori. E ottennero la concessione il giorno prima dell'entrata in vigore, con un finanziamento di 1.000 miliardi di lire, per l'acquisto di 30 treni, di cui non c'era il progetto, di cui non c'era la società, di non c'era l'esperienza, che sono stati in fallimento tutti, così gratis, facendo degli interventi in cui, quando siamo arrivati in commissione noi in Maria Rosa, a un certo punto vengono con un progetto approvato a chiedere, a supplicare al Ministero dell'Ambiente di sostenere la discussione della prima tratta che stava partendo, guarda caso, la Roma-Napoli, quella più fuori controllo democratico, tecnico, politico, perché si stavano accorgendo che avevano approvato un progetto senza le carte aggiornate, con un tracciato che passava in mezzo a interi paesi, letteralmente, con pendenze che erano impossibili da superare col traffico merci, che vendeva di poter servire, le pendenze erano impossibili per il traffico merci.
Cose di questo tipo sono successe. Finalmente con Mariano si è riusciti a ridiscutere almeno la Est-Ovest, perché la Nord-Sud era già partita, perché stavano adeguando la Firenze-Roma che c'era già, perché era partita la grande avventura della galleria direttissima nuova tra Bologna e Firenze, e la Milano-Napoli, vi ho detto, era prima a partire in modo totalmente cieco di cartografia. Ovviamente nel frattempo in quelle aree di scavi sono partite tutta la degenerazione della gestione dei rifiuti tossico-nocivi, delle cave abusive e quant'altro può essere successo dietro a quel filone, a quella scusa, diciamo così. Mentre l'Est-Ovest fu ridiscussa con tecnici qualificati, con la direzione di Maria Rosa, che andarono a esaminare la necessità, la giustificazione, la possibilità di alternative, la tecnologia di alternativa, le velocità, la possibilità, e fu fatta un'esperienza con Michele ancora, forse assessore non ricordo, da Carlo Andriolo e da me. No, eravamo nel 97. Era dopo, qualche anno dopo, di dimostrazione tecnica progettuale di come era possibile adeguare la linea esistente rettificando poche curve in modo da sanare gli impatti ambientali storici di quella linea degli anni dell'ottocentesca, migliorando il servizio e raggiungendo velocità di 250 km/h senza consumare sostanzialmente il territorio. Si chiama invece che TAV-RAV. Vabbè, il gioco di rete alta velocità e un progetto fondamentale che ci volevano comprare per 1 miliardo. E noi abbiamo detto, lo ha fatto l'Ecoistituto formalmente, sì, esatto. E noi abbiamo detto grazie, siamo ricchi di famiglia e l'abbiamo regalato a tutti i comuni da Verona a Padova in maniera che potessero. Ci fu 2 o 3 mesi di 30-40 assemblee in tutti i comuni perché tutti erano contenti di aver trovato un modo per resistere a un progetto assurdo che bastava ai colli iberici, passava. E le ferrovie si precipitarono a chiedersi questa cosa, a garantirci che la volevano fare loro, e la comparazione che fu fatta, mi pare da noi, la trovammo qualche anno dopo, quando eravamo a Roma, applicata da FS senza riconoscere i diritti, senza riconoscere, applicata a tutta la linea Est-Ovest, balbettando che forse si poteva fare, conveniente. Poi in realtà qualcosa si è ottenuto, le grandi linee attraverso i quali sono state fatte, molta della rete attuale è in aderenza quantomeno alle autostrade e non tagliando il territorio così, qualche tratto è stato fatto in coincidenza dalle ferrovie, la velocità da Verona in poi è moderata a 250 km/h, non a 300, non si sa, e si è capito che la Venezia-Trieste non aveva proprio nessun senso fare, tant'è che si sta velocizzando la ferrovia attuale. Quindi qualche cascame c'è stato di quella grande discussione imposta al Parlamento che aveva disvelato alcune cose importanti. Andiamo avanti. Adesso c'è l'esperienza dei piani regionali di trasporto ferroviario metropolitano, che quindi in Veneto non è riuscito, in altre regioni è riuscito meglio, e che sulla quale ci sono delle esperienze molto diversificate, regioni più attrezzate, regioni che riescono a programmare effettivamente laddove c'era più congestione, evidentemente, a cui non si poteva non rispondere, con qualche sbarellamento di corruzione o di rovesciamento dei ruoli tra Ferrovie Nord per esempio ed FS, quindi con difficoltà di gestione, ma può essere una strada sulla quale la Regione Veneto ha traccheggiato, buttando un sacco di soldi, anticipando soldi che potevano essere molto più graduali come sborso, ma realizzando subito il servizio, cosa che non c'è quasi neanche ancora. Cioè con l'SFMR, l'S non c'è. Per dare l'esempio di come si fa di come era un'alternativa che in Svizzera avevano discusso con una strategia, e questo mi apre di nuovo il tema della pianificazione. La pianificazione non è solo organizzare una cosa complessa di diverse scale, di diverse estensioni, di diverse tecniche, ma è anche riuscire a portare alla popolazione la scelta tra alternative comprensibili, percepibili. In Svizzera fu fatto un referendum a un certo momento di fronte alla scelta strategica di investire ancora in diverse autostrade o investire sulle ferrovie. Fu immaginato, ma lì l'intelligenza ferroviaria è stata conservata tutta alla mano pubblica,
e noi le davamo a FS da cui dipendeva e di cui FS poi si è perso il controllo, spiego per dopo perché, ma c'era un rapporto di dipendenza contrario, in Svizzera si mantenuta e hanno immaginato, mi pare si chiami Svizzera 2000 mi pare, o Transport 2000, non mi ricordo il nome esatto, in cui immaginarono di impostare la rete con un ragionamento rovescio, però parto da un esempio urbano per capirlo poi come si può sviluppare, come hanno integrato un disegno più, e mi piace fare il cartellone visto che non ho le figure così mi muovo un po' e... Allora il sistema che hanno inventato è quello a scala urbana della simmetria d'orario. Perché se si sceglie un orario tipico, per esempio questo è un orologio con i minuti, no? 11, 30, 45, 0. Allora 0. Si può immaginare come semplicità che la simmetria d'orario si organizzi intorno al minuto 0. Cosa vuol dire la simmetria d'orario? Che ci sono degli arrivi e delle partenze organizzati in modo simmetrico rispetto a questa linea della simmetria. Allora, l'intenzione era quella di fare arrivare il treno da Verona, il treno da Udine, il treno da Trieste, tutti vicini contemporaneamente al punto di simmetria d'orario e tutti questi treni potevano ripartire nella stessa o in un'altra direzione qualche minuto dopo il punto di simmetria, che voleva dire che in questo momento della simmetria d'orario era possibile andare nella stazione e prendere i treni per tutte le direzioni ed era possibile scambiare per tutte le direzioni. Allora, il che vuol dire che le stazioni diventano un luogo in questo minuto di grande concitazione, se vogliamo congestione anche. I giornalai si lamentavano in Svizzera di questa proposta perché in quel momento non riescono a vedere i giornali. Sono dei momenti in cui la stazione è vuota e dei momenti in cui la stazione è pienissima, evidentemente, no? Ma questo consente di avere un'efficienza di interscambio garantito tra le diverse percorrenze. E questo comporta la necessità di dimensionare l'entrata e l'uscita dei binari delle città in modo efficiente da poter consentire l'arrivo di tanti treni e la partenza di tanti treni contemporaneamente. Questa cosa può essere replicata per i grandi treni nazionali, uno all'ora, immaginiamoci treno per Bologna, Milano, Udine, che arrivano vicino e possono scambiare, poi ripartono tutti in un'altra direzione. Per le direzioni secondarie possono essere ripetute alla mezza oppure al quarto d'ora. E questa simmetria d'orario si replica ogni volta ogni 15 minuti, il che vuol dire che si crea l'orario mnemonico, cioè io so che vado al minuto 0 in stazione trovo tutti i treni, non ho bisogno dell'orario ferroviario e so che per qualsiasi direzione posso trovare il treno e da ovunque io venga posso trovare e incontro la persona che arriva. Questo per la ferrovia o per, anzi, ho cominciato per la scala urbana, ma è indifferente, no? Poi sono deviato sulla ferrovia. Per le diverse scale, quindi a livello nazionale, tra le grandi città, in Svizzera, questo piano 2000 aveva immaginato che tutte le città capoluogo di cantone o di principali individuate in 15-20 avessero tutte il treno che le collegava che partiva in minuti 0 oppure 30, a seconda della intensità. E tutte avevano i treni che riuscivano a partire qui e arrivare qui. Quindi l'alta velocità non era la corsa alla costruzione di linee per principio perché ci sono società concessionarie di costruzione da mani, ma era la necessità di garantire al treno che magari arrivava qui di recuperare quei 3 minuti necessari per arrivare in tempo. Cioè l'alta velocità è l'alta velocità delle necessità della domanda. E quindi si interviene sulla linea, sulla tecnologia, se serve anche realizzando tratte nuove che pure hanno fatte, ma per riuscire a recuperare quei 5 minuti che sono essenziali per arrivare a garantire la sincronia di coincidenza tra tutte le linee. Questa cosa viene realizzata tra l'altro alle diverse scale di rete, per cui c'è la rete nazionale che funziona così,
la rete regionale che funziona, cioè una all'ora, no? La rete regionale che funziona 2 all'ora, le reti locali dei trasporti regionali e dei trasporti autobus che sono 4 all'ora, per cui si replicano le simmetrie ogni quarto d'ora. E uno va nei luoghi di fuoco, di interscambio, e sa che talvolta addirittura la stessa corsa di autobus viene dalla direzione A, si ferma un minuto nella stazione e riparte nella direzione B contemporaneamente agli altri, per cui uno sta seduto, non deve neanche cambiare servizio, ma in quel momento può cambiare perché ha tutte le possibilità nelle stazioni presenti. Questo è un disegno che hanno votato a un certo punto di realizzare, e credo l'abbiano realizzato e l'ho sperimentato anche, sono andato a vedere delle città in cui questa cosa reinterpreta la pianificazione con lucidità, con efficienza, con risparmi enormi, perché questo vuol dire investire sulla tecnologia, tra l'altro loro diventando gli esperti mondiali di intervento di intelligenza per la messa in esercizio degli obiettivi con il sistema di segnalamento, con la tecnologia innovativa, con la velocizzazione dei treni, con treni nuovi capaci di recuperare quei 2 minuti che servivano. Vai. Scusi, non ho capito l'anno in cui si è realizzato. Questo era anni 90, adesso non ricordo esattamente, credo anni 90, sì. E l'altra cosa, scusami, che non ho capito è il primo nodo che è scritto, Sì. cioè allo 0,30 dalle capitali di cantone. Ovviamente questo è uno schema teorico, poi l'ha dovuto adattare alle situazioni, insomma, comunque, scusa. Erano dovevano essere collegati con gli altri, cioè... Loro hanno deciso che c'erano le 20 città importanti come fossero le nostre capitali regionali, ecco, e quelle lì andavano servite con un treno all'ora che partiva contemporaneamente a tutte le città. A Ginevra allo 0,30, per questo, grazie. E costanti in tutto l'allargamento delle ore di servizio, senza disimmetrie. Noi abbiamo introdotto l'Italo Treno che rompe questa cosa, tra l'altro con la deformazione strutturale di avere dismesso, questo era proprio il massimo del suicidio dell'essere pubblico, abbiamo dismesso tutti gli intercity e gli espressi che erano treni di servizio pubblico. Sono stati cancellati per alimentare il traffico sull'alta velocità, che non è servizio pubblico, è servizio commerciale in totale autonomia di FS che ci spende e ci guadagna. Non riceve una lira FS o il treno per quel servizio, poca roba insomma, rispetto al resto, mentre il servizio regionale è totalmente finanziato, gli intercity erano finanziati. Ma questo vuol dire che poi in realtà le società fanno i loro interessi di programmazione, mettono i treni dove c'è traffico, dove c'è gente, dove non c'è, gli orari che vogliono loro, non si coordinano, è la distruzione totale del sistema della pianificazione, quando invece in Svizzera hanno forzato tutto a coordinarsi, anche dove c'erano società locali, società private, le costringono a ragionare su questo. Non so se lo sai che noi abbiamo finanziato come istituto uno studio fatto da quel bolognese, non mi ricordo il nome. Usler, no, chi era? Un giovane. Sì, l'ingegnere ferroviario era giovane sì, che ha studiato tutta questa cosa e c'è nel sito della Costituzione. Ecco, hai visto. Cioè, infatti perché si era proposto, si voleva realizzare con quell'iniziativa del piano che aveva cominciato Michele a impostare anche in Italia. Invece abbiamo buttato i soldi per fare i parcheggi, i sottopassi, cavalcavia, ancora strade. Vai. Nel buttare via soldi c'è una parola chiave che è manutenzione. E mi domando, perché ho visto dei buchi, per esempio anche il semplice buco della pulizia del treno durante i 3 minuti, d'accordo? Ed è un problema che vige non si sa ben come, stazione per stazione, regione per regione, eccetera, eccetera. Mi domando quale strumento fattibile amministrativamente si può costruire per obbligare una manutenzione di safety e security in questo senso. Allora, una cosa è stata fatta che non c'era prima. L'autorità di controllo e di gestione del trasporto pubblico, se non ricordo come si chiama, ma fino a poco tempo fa le ferrovie si regolavano FS si regolava da sola, si faceva i propri regolamenti di segnaletica, di gestione del traffico, di sicurezza, di manutenzione, totalmente costruendosi da soli, in un conflitto di interessi, perché
programmava, gestiva. Ci sono stati alcuni incidenti importanti in cui gli stessi ferroviari hanno dimostrato che FS era responsabile della degenerazione del segnaletico, della regolazione del traffico, perché andava in conflitto non si controllavano, ma anche il grande incidente dove è stato in Puglia, che si sono scontrati 2 treni, deriva da questa degenerazione del sistema, in cui non c'è un'autorità terza che governa la ferrovia. No, adesso senza studi non c'era, è un'istituzione che sta prendendo piede, quindi questa capacità perché se voi guardate le strade, per esempio, questa cosa in qualche modo esiste, l'autorità che stabilisce gli standard di progettazione delle strade c'è un'autorità del Ministero, chi costruisce è un altro ancora, chi gestisce, chi regola il traffico, chi fa la vigilanza, chi stabilisce le norme per il piano del codice della strada, sono tutte autorità diverse, no? In ferrovia non era così, è tutto fatto da un unico che curava i propri interessi. E questo si è dimostrato essere deleterio. Per norma comunitaria è stata introdotta l'autorità e quindi l'autorità ha sempre più capacità di regolare le convenzioni, controllare la spesa. Quando Marco Ponti dicevo prima, voi credete che al Ministero qualcuno abbia capito quello che stavano firmando e diceva no, non c'è nessuno perché sono tutti quanti in FS da soli che si fanno e non c'è fisicamente al piano sopra qualcuno capace di leggerle? Adesso non è più così e quindi un po' alla volta anche le regioni stanno acquisendo dei soldi che spendono sul servizio regionale metropolitano, stanno acquisendo questa capacità. Dopodiché c'è e vado a finire, c'è tutta una cultura della ferrovia. Noi siamo ancora capaci, consideriamo ancora la ferrovia come una cosa seconda al lusso dell'automobile, no? Come una cosa che ogni tanto siamo costretti ad adoperare, ma di qualità scadente. L'alta velocità ha un po' innovato questa immagine, privatisticamente, non come servizio pubblico, diciamo. Ma in Svizzera è tutt'altro. Se voi andate in qualsiasi stazione in Svizzera trovate un profluvio di viaggi turistici in tutte le stagioni, tutte le durate, tutti i weekend, combinati sul treno. Io ce l'ho a casa, non l'ho portato da, perché non vengo direttamente dalla Giudecca, ma c'è un orario ferroviario nazionale, alto così, che comprende tutti i trasporti, ferrovie, autobus regionali, autobus locali, le stazioni, le linee urbane, e tutto con un controllo orario, con un'autorità che pianifica tutto. È chiaro che poi diventano eccellenze che sono anche portate sul palmo di mano, perché ci sono anche gli orari delle linee turistiche, delle linee montane, dei battelli turistici sui laghi e quant'altro, no? C'è tutto. E ai dirigenti delle grandi banche regalano alla fine dell'anno l'abbonamento nazionale. Questa è la cultura, no? E si va a Zurigo a cena la sera del sabato e domenica col tram, si torna col tram e non con l'automobile. E concludo, Zurigo ha un tasso di automobilizzazione che è metà del nostro. Gli abitanti della regione di Zurigo hanno un'automobile, 250 automobili ogni 1000 abitanti. Noi siamo oltre 500. Non serve la seconda, ce l'hanno una, non serve la seconda, non la usano così come da noi, perché c'è un servizio di trasporto strepitoso. E un aeroporto tarato su misura anche a livello internazionale. Vabbè, dopodiché è tutto il sistema che dimostra questa cosa, quindi quando hai un sistema bello, invitante, funzionale, è anche piacevole usarlo e si mantiene. Da solo qualcosa che non funziona, cioè viene portato, curato con qualità, e qui si degenera invece. Sì, mi risulta poi che in Svizzera ci sia un abbonamento annuale caro. Claro. Puoi salire e scendere in qualsiasi treno, qualsiasi autobus, qualsiasi nave. È quello che dicevo, l'abbonamento nazionale di tutto il sistema di trasporto, Esatto. È incredibile da non credere. Io adesso il biglietto unico quella volta. Sì, ha voglia, qua neanche il biglietto c'è, se mai ci sarà una tariffa tripla del biglietto normale, che poi nessuno lo usa, no? Perché è carissimo. Quindi sì, no, si arriva a queste. Tra l'altro c'è un sistema sia in Svizzera che in Germania, se non sbaglio, al contrario. Qui abbiamo il biglietto a prezzo fisso e l'abbonamento per gli dipendenti, i lavoratori o studenti, che abbatte molto, ma se tu lo usi sempre. E invece c'è un sistema progressivo per cui mano a mano che usi di più il trasporto costa un po' meno. E questo incentiva, no? Questo è più intelligente. No? Comunque il traffico dei biglietti ci ha pensato a Laguna a farlo. Perché c'è stata un'inchiesta in procura.
Andiamo avanti. Devi tirare le conclusioni. Addirittura perché siamo a 4:30, dici. Allora, non per l'orario, perché il video lo vedranno in tutta Italia. Allora passiamo ad alcuni esempi in positivo, diciamo così. Ci siamo applicati alcuni al tema delle trasporti, della fabbisogno della domanda di trasporti delle zone con forte pendolarità turistica. Tipo il Cadore, dove c'è per tutta la stagione invernale un forte pendolarismo di weekend e durante tutta l'estate, quando ci sono sostanzialmente le vacanze delle scuole, sia invernali sia nei weekend sia d'estate, una enorme esplosione della domanda di traffico, di mobilità. Le strade sono Cortina congestionata, la strada Alemagna congestionata, la strada Alemagna statale congestionata, e non c'è un servizio attrattivo di nessun tipo, perché è lentissimo l'avventato da traffico stesso, che poi nella stagione ordinaria sì, funziona, ma è dimensionato sulla quantità di abitanti modesta di quelle aree a scarsa densità, diciamo. Allora, l'invenzione era quella che è stata proposta, poi in realtà nessuno l'ha curata, è di fare un servizio a doppio regime, che nelle giornate di morbida e nelle stagioni di morbida avesse un livello locale controllato, nelle stagioni e nelle giornate, nei weekend e nei mesi di punta turistica fosse invece qualificato su un livello molto più alto, non solo con qualche corsa in più, ma con un sistema totalmente diverso. Era stato denominato, per rendere l'idea, metropolitana dolomitica, in cui con un servizio che partiva dalle stazioni della pianura, dalle stazioni principali, Treviso, Conegliano, Vicenza, Venezia, volendo, con un sistema di corse espresse dedicate, innovative, programmate, prenotabili e acquistabili con il sistema, ma garantisse un servizio veloce di trasporto alle principali località della montagna, contemporaneamente all'introduzione di un sistema di pedaggiamento delle strade urbane in montagna. E qui apro un ragionamento sul pedaggiamento, che non può più essere un pedaggiamento di autofinanziamento di nuove infrastrutture, perché non funziona, non ha funzionato in nessuna parte del mondo. Tutti si accorgono che tutti i piani finanziari delle società private, proposte di privati per finanziarsi e pagarsi, dichiarando e promettendo di rendere, di essere remunerative, non lo sono mai, sono tutti sbilanciati, sbalestrati questi piani. Il pedaggio serve per essere un pedaggio non di finanziamento, ma o di efficienza o di riequilibrio. Di efficienza vuol dire che si modula a seconda di concentrare o spostare domanda di traffico su percorsi o su orari dove c'è meno congestione. Nell'orario di punta paghi il doppio dell'orario di morbida e così distribuisci il traffico, la strada diventa più efficiente, più capace, senza doverne farne nuove, e tutti corrono abbastanza bene, senza congestioni o momenti di vuoto, o addirittura pedaggi di riequilibrio modale o di riqualificazione ambientale, dove pedaggio di più quelli che inquinano di più. Posso arrivare addirittura a pedaggiare la velocità, perché con la tecnologia nuova pedaggio diversamente quelli che usano la terza corsia, quelli che usano, si può fare così, quelli che usano la seconda corsia, quelli che usano la prima corsia. E quindi il pedaggio come... Allora in ipotesi si immaginava di, come sono state fatte delle cose, proposte delle cose in altre poste, poi non sono arrivate neanche alla Lima, ma dei pedaggiamenti perlomeno il sabato e la domenica, di pedaggiare per esempio i passi dolomitici turistici, di pedaggiare l'entrata nelle valli, nel profondo delle valli del Comelico o Ampezzane, e realizzare lì un sistema di trasporto pubblico locale efficiente, ridisegnare il traffico urbano in modo che ci fosse la priorità ai pedoni, ai ciclisti e quant'altro, insomma, nei limiti della stagionalità invernale, ma basta tenere le strade pulite, si va in bicicletta anche d'inverno, e regolando gli accessi anche di chi ha le seconde case in modo da poter, se in misura, consentire l'arrivo in casa e sta fermo, non muove più la macchina, perché si può con un sistema di controllo fare anche questo, in modo che chi a casa vada in automobile ma poi non la usa più, non gira per andare a rifugi, al bar, alle piste e quant'altro, e questo svuoterebbe le strade da una domanda di traffico che lascerebbe correre
gli autobus, realizzando corsie preferenziali e sistemi di regolazione del traffico che danno priorità agli autobus di servizio pubblico rispetto agli automobili. Questa è stata una proposta che facevano Maria Rosa Vittadini e Guglielmo Zambrini in Tirolo, di fare delle infrastrutture di circonvallazione che servissero a dosare il traffico, a rallentare il traffico privato per lasciare passare in centro il mezzo pubblico. È possibile farlo, basta volerlo fare. Questa cosa avrebbe avuto la possibilità di funzionare senza dover comprare autobus in più, la domanda di punta, perché la domanda di punta poteva sfruttare, potrà sfruttare la enorme offerta di trasporto pubblico delle compagnie extraurbane e anche in parte urbane di trasporto pubblico, che in quei giorni in cui non c'è la scuola non fanno i bus scolastici, non ci sono gli autisti occupati tutti, e quindi con una capacità di pianificazione e di gestione quella capacità produttiva verrebbe utilizzata. Ovviamente bisogna avere mezzi efficaci, bisogna avere un sistema di gestione integrato, ma senza comprare. Si poteva per le Olimpiadi noleggiare o comprare per la domanda delle Olimpiadi un parco, perché in quel momento c'erano le scuole attive, ma programmando per tempo si potevano comprare in modo coordinato i mezzi nuovi dei prossimi 2, 3, 4 anni delle aziende regionali, comprarli come regione e poi dismistarli e renderli distribuiti senza dover spendere di più di quello che non era già programmato, concentrandolo nel tempo. Questo è un esempio di come si poteva fare una pianificazione intelligente, scusate la pretesa di essere intelligente, ma che accorta a seguire la domanda nella reale consistenza diversa nel tempo e nei luoghi, sfruttando al meglio le risorse delle disponibilità di attrezzature, di personale in servizio, di spazi stradali, senza dover fare quella scemenza che è stata fatta per esempio a San Vito, che ha risolto sì un po' di congestione, ha distrutto la parte inferiore del paese, il paese piange perché sono poi andati sul torrente praticamente. Sono andati sul torrente e non ha risolto nulla, perché invece dovevano farla 2 chilometri dopo, dove ci sono continuamente le frane, ma siccome costa troppo e non era d'immagine e era troppo impegnativo geologicamente e non sapevano come fare, hanno fatto finta di niente, sono lì che pregano ogni volta che piove, e hanno fatto la circolazione dove non serve, invece a servire dall'altra parte. Dovevano fare il ponte, andare forse in destra poi, e questo era impegnativo, però insomma, tanto per capire. Questo è un esempio di come si può risolvere certe domande, esigenze di domanda di mobilità in modo equilibrato, tra l'altro avendo il beneficio di decongestionare Cortina, qualificando la mobilità come un sistema di trasporto locale e di infrastrutture di percorsi pedonali e percorsi ciclabili adeguati. Mi sposto su questo perché bene o male sulla ciclabilità, grazie agli esempi ripetuti dagli amici della bicicletta, dei cicloturisti, degli esempi internazionali, in Olanda, in Germania, in Svizzera, alla città possibile che in Italia ha capito dai progettisti della Svizzera italiana che parlavano italiano come gli esempi funzionavano. Un po' alla volta si è introdotto anche a Verona, in Piemonte, la diffusione delle ciclabili, adesso si sta capendo, si sta realizzando, per fortuna anche a Venezia, per esempio nel nostro caso è stata realizzata con la continuità tra diverse amministrazioni, qualche amministratore intelligente c'è stato. A parte il Lido. Comunque, insomma, in qualche modo c'è stata una continuità e un miglioramento progressivo. Adesso la sfida nuova è fare il plan peton, i piani pedonali, non i piani ciclabili, i piani della città a passo d'uomo e della città che si muove a piedi. C'è una disattenzione generale alla continuità dei percorsi, agli attraversamenti, ai servizi, alla qualità della mobilità, agli attrezzamenti per la sosta, e che invece in altre città in Europa stanno realizzando con degli strumenti di pianificazione, di controllo proprio della mobilità pedonale, che qualifica anche con finalità turistiche in queste grandi città, ma certamente anche per le esigenze della popolazione, di rendere piacevole, perlomeno tranquillo e continuo il muoversi a piedi, che è possibile, che è salutare, come ha dimostrato Maria Rosa Vittadini e Armando Barpo con quel libro fatto da Luz di Verona, che muoversi a piedi fa bene alla salute. Tra l'altro, se non sbaglio, a Bologna c'è Luz di Bologna che può prescrivere come cura terapia, come farmaco, la partecipazione a queste marce cittadine, cioè come cura della malattia.
simpatia, no? Il libro si chiama Muoversi a piedi. Mi pare una cosa del genere, muoversi a piedi, comunque Vittadini e Bardi non si trova, insomma, no? Ecco. E Moschievenin, 46 km. Ecco, sì, esatto, vabbè. Questa è una delle frontiere, per esempio, la pianificazione delle città attenta alle esigenze dei pedoni, no? E poi la città 30, ormai l'abbiamo capita, no? Questa follia tragicomica dell'ideologia della velocità in città, no? Che è di arretratezza totale. Tutta l'Europa ha sperimentato, misurato, verificato che la città 30 funziona, è più salubre, è più sana, fa meno incidenti, costa meno, e qualcuno ancora sbandiera sta cosa della velocità. È patetico, perché è veramente fermo a 40 anni fa e non se ne rende conto. Non sono i giornalisti a prenderlo in giro, perché è veramente scandalosa sta cosa. Tutte le varianti ultime del codice della strada sono servite a rendere difficile, improbabile, costosa la realizzazione delle piste ciclabili. Ma viva Dio, cioè proprio siamo fuori. Qualcuno della destra ha capito che si vergogna, insomma, però evidentemente c'è ancora questa ideologia spaventosa la stessa che fa correre le autostrade. Vi faccio un altro esempio divertente di possibilità di regolazione della qualità della mobilità e indirettamente della sicurezza della circolazione, con una cosa provocatoria. Io ho sperimentato qualche anno fa in anticipo, me l'ha proposto la mia compagnia assicurativa, che era l'Allianz, di adottare la scatola nera dell'automobile, la scatolina nera. Io ero controllato nei miei spostamenti da questa connessione GSM, allora era una schedina, una SIM telefonica, dentro c'era, che seguiva ogni minuto la mia posizione, costruendo il mio itinerario, il momento e l'ora e la velocità che io percorrevo, no? Con cui correvo. E gratis me l'hanno offerto, anzi mi hanno fatto lo sconto perché lo ottenessi, il 10% quell'anno, e mi davano uno sconto del 10% ogni anno se io rispettavo tutte le regole di velocità massima legale, perché loro nel sistema sapevano le velocità di ogni tratto stradale, e se io rispettavo, aumentavo i punteggi, mi facevano uno sconto del 10%. Se io consumavo poca strada, facevo meno di 5.000 km, mi facevano uno sconto del 10% o in proporzione, e se io avevo un comportamento di guida moderato, cioè non facevo, perché la macchina lo percepiva, brusche accelerazioni, brusche frenate, cioè avevo un comportamento di disturbo del traffico pericoloso per me e di disturbo della strada. 10% di sconto, quindi un beneficio totale. E l'ho usato e mi ha indotto a guardare i segnali del limite della velocità, evidentemente, volontario, non c'era nessuna conseguenza, sapendo che però mi offrivano la possibilità di documentare in caso di incidente il mio comportamento, se era il mio interesse, perché era tutto documentato e registrato. Questa cosa mi ha scatenato un ragionamento. Se l'avessimo tutti, questo sistema non ha costato nulla, perché sfrutta la rete GSM del telefono nazionale. Conviene alle società assicurative, perché certamente la gente si responsabilizza e paga meno, devono pagare meno di danni. E se la polizia lo adottasse per controllarci nella circolazione? E se nelle macchine si facesse il cronotachigrafo di automobile? Che fosse controllabile dalla polizia, controllando il mio comportamento di oggi, di un mese, di un anno, che mi consentisse di pagare la tassa di circolazione, la patente, in modo proporzionale al mio comportamento corretto o meno, che mi desse la possibilità di dimostrare, se ho fatto un incidente, che avevo ragione immediatamente. Non sarebbe una cosa di vantaggio totale, generale? Un po' cinese, però. Ma non è detto. Attenzione, del veicolo, non della persona, non di chi c'è a bordo, del veicolo. Attenzione, siamo su uno spazio pubblico, per cui è una concessione che si dà della patente, permesso di condurre, in francese si dice no, permesso, è una concessione di usare lo spazio pubblico. Questa cosa sarebbe a somma totalmente positiva, a costo zero. Certamente ne va della privacy di chi vuole mantenerla. Si potrebbe regolare anche, forse,
la possibilità di escludersi pagando il triplo. Vuoi? Paghi il triplo. Paghi il triplo. Allora, questa cosa avrebbe la conseguenza di indurre spontaneamente alla vigilanza delle regole della strada, anche a stabilire delle velocità che sono intelligenti. Certe velocità sono assurde, molti limiti di velocità si impongono non perché la strada o il traffico li richieda, ma perché magari non c'è la visuale come sui cavalcavia fatti per andare davanti alla Breda, alla Venezia. Perché c'è il limite? Perché la curvatura è tale che io non ho la visuale lunga con i miei fari di sera di poter vedere in tempo utile l'ostacolo che c'è dietro, e allora la risolvo mettendo il cartello. La strada va dritta, mi induce a correre, ma il tecnico della strada si mette a posto la potenza al netto che ci sia ovviamente il mezzo che funziona e non vada giù dal cavalcavia. Beh, è un'altra partita, questo possiamo discutere dopo se vogliamo. Ci sono, lì è sono 10 sfighe una dietro l'altra, un incidente, è una cosa sistematica, ma lasciamo stare, è un episodio drammatico quello. Questo per dire com'è possibile, con poco sforzo qualche volta, veramente con nessuna spesa, perché era stato proposto dalle compagnie assicurative questa cosa, e la polizia potrebbe adottarlo, e ci sarebbe un controllo sistematico di quello che adesso ha abbandonato se stesso, perché la vigilanza urbana in Italia, la vigilanza stradale urbana è bassissima. Si sa che si può comportarsi come si vuole, è rarissimo trovare la polizia. Questo indurrebbe invece la possibilità, tutti fermano, perché sei andato veloce a questo punto? Non dovevi farlo. Come fanno i camionisti, che poi in realtà corrompono, ma insomma il sistema tecnicamente lo consentirebbe immediatamente. Si potrebbe anche arrivare progressivamente, cioè questo induce certamente a un'impressione iniziale, no? Ma si potrebbe fare volontario per un anno, per 2, per 3, con tariffe di sconto progressive, per abituare, per rendere conveniente, perché quando io vedo che l'altro paga meno di me, si comporta meglio, paga meno, ha un servizio maggiore. Io se facevo un incidente allora l'avviso immediato, perché sentivano il botto, la macchina lo percepiva e mi chiamavano al telefono. Se avevo fatto un incidente, se non rispondevo mandavano il soccorso. Quindi c'è un beneficio complessivo di efficienza del sistema. Basterebbe studiarle queste cose, misurarle, almeno discuterle. Questo è tabù totale, evidentemente. Questo è un esempio che si può, una provocazione. Sul trasporto merci, che spesso è poco curato, ci sono delle esperienze molto interessanti di vicino a noi, bisogna riconoscerlo, di pianificazione della logistica urbana, in cui il trasporto delle consegne, dei rifornimenti sistematici ai negozi alimentari o alle farmacie o dei maggiori consumi, ma anche di trasporto dei corrieri, dei trasportatori locali, viene governato da un soggetto spesso cooperativo o consortile, in cui i veicoli che vengono da lontano sono obbligati a fermarsi alle porte della città, a interscambiare con un gestore della mobilità locale che usa veicoli a basso impatto ambientale con percorsi coordinati, ottimizzando le consegne e raccogliendo l'aggregazione del carico in modo da minimizzare le percorrenze. E questo a Padova, l'ultimo meglio, insomma, a Padova funziona così, in parte è volontario, ma alcune zone della città i camion non entrano perché c'è l'interporto che fa questo servizio. Ci sono addirittura delle organizzazioni settoriali, la catena della logistica della distribuzione dei farmaci funziona così. Le grandi compagnie poi raccolgono a un corriere che distribuisce regolarmente mattina e pomeriggio i farmaci a tutte le farmacie. Si può organizzare in questo modo il trasporto del freddo con catene organizzate. E volendo, c'è stato un tentativo di questo tipo anche a Mestre, ma balbettato. Doveva esserci da 30 anni a Venezia con il centro merci di Venezia Tronchetto, abortito volutamente per consentire ai privati di proseguire l'attività di prezzi speculativi e di totale libertà di traffico che distrugge le rive. Fai il nome. Adesso poi tu, magari io non conosco il nome, ma il centro merci è una cosa con cui si è giustificato Tronchetto 40 anni fa e non è mai partito. Venezia è eccezionale perché c'hai la limitatezza delle infrastrutture, ha dei percorsi quasi obbligati, viva Dio, perché non si può fare.
E invece non si fa. Questa cosa, tra l'altro, applicata in modo intelligente, cioè volontario, intelligente come convinto in questo senso, potrebbe cominciare dalle luoghi più dense, dalle parti più dense delle città, dai comuni capoluoghi, e estendersi progressivamente, volontariamente in una prima fase, ai comuni di cintura. Vuoi integrarti? Ti entri nel consorzio e integriamo dei vantaggi, entri nella catena, e progressivamente questa regolazione e moderazione della domanda di trasporto su veicoli pesanti viene allontanata dalla città, perché man mano che si ingrandisce l'area più devo fermare fuori i veicoli più ingombranti e più ambientalmente dannosi, e introduco un trasporto pubblico che nelle città svizzere si fa addirittura su tram, perché è organizzato su linee. O in bicicletta. O in bicicletta. Anche a Mestre si può nelle città, nella parte più densa della città si riesce anche con la bicicletta, ecco. Per fortuna si può. Questo apre degli spazi interessanti sulla possibilità di regolazione dell'e-commerce, che sarà un tema impegnativo. L'e-commerce funziona sulla velocità indiscriminata di ciascun gestore e poco sulla capacità di consorzio o di aggregazione del carico, e invece bisogna avere il coraggio di regolare e imporre alle società una tariffazione che consenta sempre anche la domanda non rapida. Ci sono delle offerte in cui ti mettono sotto il naso la consegna del giorno dopo allo stesso prezzo o meno è chiaro che non è mica sono scemo, no, mi sembrava prima, ma questo delle conseguenze bisognerebbe indurre invece alla necessità di offrire perlomeno il servizio anche non urgente, di fare pagare di più quello urgente e di obbligare i gestori a rendersi coordinati nel sistema di governo del collettame, di inseguimento della consegna. I container dagli anni 60 che sono stati unificati nella gestione mondiale hanno un sistema di registrazione unificato che consente a qualsiasi gestore di sapere dove è il suo container, di poter essere trasportato da altri prima e dopo della sezione navale o in aereo. Quindi hanno unificato il sistema di identificazione e di trasferimento e controllo tra agenti diversi. Si è fermato che mi risulti a container sta roba. Si può, si ha gli strumenti per proseguire anche al pallet, il singolo pallet, quanti negozi consegnano a pallet intero la mattina, no? A unitizzare il pallet come unità appunto di trasporto trasferibile tra società, ma fino anche ai collettami più piccoli. Addirittura c'era un ragionamento all'inverso. Io in certe zone tutti si vedono i corrieri che passano 20, 30, 40 corrieri, camioncini alle ore continuativamente, e per seguire la stessa strada. Allora si potrebbe volontariamente, ma con incentivo reale, mettere avanti, convenzionandosi tra amministrazione pubblica e soggetti della società civile, le associazioni imprenditoriali, le associazioni di categoria, quelle che sono presenti nel territorio, a coordinarsi nel mettere a gara ogni 3 anni un servizio unificato, volontario, non voglio essere dire per forza unico, ma che quel servizio garantisce di passare tutte le mattine, 2 volte la mattina, 2 volte il pomeriggio, in un percorso pianificato, di consegnare e ritirare, e garantisce per 3 anni una tariffa agevolata e riduzione dei percorsi inutili. Si potrebbe tentare una cosa del genere, no? Coordinando la libertà di impresa e la libera concorrenza viene garantita dal mettere a bando ogni 3 anni questa risorsa, che poi diventa quasi monopolistica, non necessariamente, ma comunque si mette a gara e vince il migliore, il mercato funziona così. Quindi si potrebbero anche innovare delle cose sul trasporto delle merci con la volontaria o poi sempre di più obbligatoria regolazione, perché abbiamo una tecnologia che consente alla vite di essere rilevata, no? Cioè al prodotto più minuto di essere seguito. Io 20 anni, no,
15 anni, il mio computer ha 15 anni, resiste, è un bel computer. Ho seguito passo passo, giorno per giorno, la sua composizione che veniva dalla Cina, dal Vietnam, dalla Corea del Sud, e vedevo come si formava il mio computer e seguivo giorno per giorno, 15 anni fa. Quindi, cioè, i singoli pezzi che si componevano l'ho comprato in internet. E quindi questa cosa si può fare, basta volerlo. E per altri versi, dove c'è un'invadenza di trasporto pesante sulle strade, perché nel frattempo abbiamo lasciato incrementare le dimensioni, i pesi e le lunghezze dei camion, adesso addirittura arriveremo a legittimare i 60 tonnellate, siamo arrivati per 20 anni nelle 44 tonnellate massimo di carico dei tir, i modelli 352, con molti cofani dei tir, su 352 è la potenza richiesta per avere 8 cavalli tonnellata per 42, 8 per 44 tonnellate fa 350 mi pare, grosso modo, 152-156. Perché la potenza di legge per avere 44 tonnellate a 8 cavalli a tonnellata di peso lordo. Ma adesso stiamo legittimando le 60 tonnellate. Per carità, su alcune strade più capaci, dove si grazie, ma una volta che legittimati, questi poi alla volta vorranno andare dappertutto, no? E allora ci troviamo in tiro a circolare sulle strade provinciali, sulle strade comunali minute, dove non c'è sezione, dove non c'è illuminazione, non c'è impatto di pedale, dopo travolgono i ragazzini della notte della mattina presto che vanno in bicicletta. Allora lì si potrebbe quantomeno pretendere che i tir vadano fuori dagli orari di pendolarismo dei ragazzi e dei lavoratori, nelle ore giorne con illuminazione, magari a senso unico, obbligando in un percorso per cui in una corsia si sa che c'è trasporto pesante, ma nell'altra almeno non c'è. Posso ridurre la sezione e fare magari un marciapiede, e pretendere che le nuove società, se vogliono localizzarsi dove magari il piano regolatore glielo consente, pagano il marciapiede, per esempio, che mette in sicurezza. Queste cose si possono fare, bisogna avere però un'intelligenza di volontà, di pianificazione e di investimento. La Regione Veneto ha dismesso anni fa il proprio ufficio piano dei trasporti, c'era un responsabile dell'osservatorio regionale dei trasporti, è stato dismesso, licenziato, ha mandato via, non c'è nessuna volontà di fare queste cose. E siamo in mano alla Pedemontana Veneta che fa i suoi interessi. E Simonaggio si è messo a fare le questioni della mafia invece che le questioni poveretto, famiglia tanto che le fa perché non riusciva più a controllare. Preziosissimo. Tra l'altro c'è anche un po' di collusione di certo sindacalismo, di certo sindacalismo, per esempio ferroviario, in cui dai sindacalisti ferroviari c'era la carriera garantita a arrivare dirigente della ferrovia, tra l'altro quindi un po' di collusione c'era. Guardando le ferrovie per certi versi, e finisco. Chi è che ha chiesto? Ma c'era Angelo, adesso arrivo. Allora, è in parte una correzione a posteriori con qualche correttezza logica di un sistema che era degenerato sulla privatizzazione della Venezia-Padova e dell'autovia Veneta. Invece, dovendo fare il passante autostradale, sapendo che non avrebbero mai ripagato, perché costa tantissimo rispetto alla capacità, e tutti i piani così venivano una curiosità, ma chi è che fa le previsioni di traffico? Le stesse società che bravo. Allora, come è stata possibile la Pedemontana? Perché hanno fatto una previsione di traffico sulla pretesa capacità di prevedere la disponibilità a pagare il pedaggio. Abbiamo analizzato questa analisi state preference, cioè delle preferenze dichiarate, che consente con delle tecniche di indagine, di inchiesta, di capire quanto saresti disposto a pagare per fare 3 km, 5 km, 7 km. Venne fuori dall'analisi, sapendola leggere, perché magari la fanno gli stessi, ma te la mettono tra le carte che tu non capisci, i funzionari non ci sono, gli assessori non vogliono capirla, e noi con le stesse carte fatte da loro non l'abbiamo capita, che c'era una disponibilità a pagare il pedaggio sul passante che era metà di quello che dichiaravano. Cioè loro presumevano di intercettare un traffico che in realtà non avrebbero mai intercettato, perché era metà, ma era dichiarata sta roba. Poi hanno previsto su questa base un traffico che era inesistente, e lo sapevano, ma l'avevano capito, ma loro capivano che poi in realtà forzavano e avevano la garanzia di essere ripagati in modo diverso, e hanno simulato la velocità di punta dell'autostrada
No, della superstrada Pedemontana Veneta, perché come superstrada, non avendo la corsia d'emergenza, non può andare a 130, va a 110 e hanno simulato 130. E quindi è chiaro che hanno simulato una capacità attrattiva del traffico che non c'era e hanno quindi sovrastimato la capacità a pagare, sovrastimato la convenienza a usare l'autostrada quando non c'era, perché la velocità non c'era. Quando questa cosa è andata in mano alla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che ha controllato le previsioni di traffico della città, che pretendeva di avere un finanziamento, la BEI, che stupida non è, che sono tecnici internazionali capaci di, ha detto: ma scusate ragazzi, voi non ci siete, ma proprio non avete mani sul finanziamento da noi. Appena hanno dichiarato sta roba e l'hanno scritta, la società è andata fuori mercato. Stava dichiarando fallimento e sono arrivati i nostri amministratori regionali: sì, allora facciamo così, vi paghiamo noi i pedaggi. E hanno assicurato alla società 12 miliardi di euro all'anno. No, cos'era? In totale diventano 40 miliardi nel triennio, che esce così, che ci sia traffico che non ci sia, assumendo alla mano pubblica quel rischio di impresa che doveva la società, che aveva proposto l'autostrada come capacità di autofinanziarsi, tempi certi, costi certi, facciamo tutto noi, no? Ed è stato tutto socializzato, cioè pubblicizzato il costo, privatizzato l'investimento, perché a quel punto quella società sta guadagnando su un traffico che non c'è. Cioè il componente Veneto paga... Esattamente, e non ci sarà il treno nel frattempo e c'è qualche funzionario che ha firmato una roba che non doveva firmare, evidentemente, no? E qua interviene il commissario. Il commissario, ma anche i funzionari che hanno istruito la pratica. Come adesso uno di quelli del commissario per riparare i piedi. E guarda che ci sono continue forzature di questo passo, cioè forzature sulle competenze delle persone, forzature sulle procedure. E la legge nazionale pretende che le infrastrutture nuove, le concessioni di questo tipo facciano un'analisi costi-benefici, cioè una misura di quanto costa complessivamente alla collettività, non solo il flusso dei soldi, ma complessivamente, finisco in un minuto, e quali sono i benefici complessivi, non solo dell'utente che risparmia in un minuto, ma per la società. E invece la Regione Veneto non ha fatto un'analisi costi-benefici, ha fatto un'analisi della sostenibilità finanziaria, cioè di quanti soldi entravano e uscivano, cioè della possibilità di mettere in piedi un finanziamento che realizzava l'opera, a prescindere dalla sua utilità, perché avrebbe dimostrato che non era utile quel tipo di progetto, ma era utile un altro progetto, che non aveva quei pedaggi, che non aveva quel tracciato, che aveva più accessi, che aveva un servizio diverso. Ma non è stato fatto. E vai a fare il ricorso che devono farlo. È stato fatto il corso, ma poi il corso finisce veramente. Aspetta un secondo, ha chiesto lui? No, fai. Dai. Ha la corsia di emergenza? No, c'è una banchina larga che furbamente prima o poi ridurranno con qualche norma a corsia d'emergenza, stringendo un po' di qua di là e ottenendo magari 130 legalizzato, ma non c'è. Perché se no, perché non c'è? Perché se no non potevano qualificarsi come superstrada, sarebbero dovuto rientrare come autostrada ed essere normati dalla norma nazionale, dove nel frattempo c'era Di Pietro e non passava questa cosa con Di Pietro, perché Di Pietro ha fermato quantomeno le proroghe concessionarie troppo generose e che non mettevano in ordine i conti precedenti, facendo quello che erano obbligati a fare. Sandro? Dai. Poi l'hanno tagliato anche con la valutazione di impatto ambientale. Sì, No, perché la valutazione di impatto ambientale poi ha accelerato l'attuale commissario per la laguna. Tu hai introdotto il tuo discorso con la parola mediazione, va bene? Di tutta la tua. E quindi decisione e modalità decisionaria. Allora, hai citato la Francia e la Svizzera, dove però, e hai citato, due cose diverse, uno era, se vuoi, il débat public e uno referendum, quando parlavi di Svizzera. Noi siamo in ritardo, le regioni non ce l'hanno, una normativa che fissi quando sia necessario
Beh sì, quando è necessario il débat public per le grandi infrastrutture, ma un dibattito alla base di decisioni che cascano dall'alto, tipo, dico una stupidaggine, la pista ciclabile del Lido di Venezia, che è partita da altre origini, chiaramente, manca un confronto con la base civica su qualsiasi argomento. Allora, in Laguna, ovviamente, interessandomi ai problemi lagunari e lavorandoci sopra, il GPS è ancora un lontano miraggio. E a proposito, quindi come riusciamo in questa tornata politica a porre le questioni ai nostri bravi candidati? Perché le questioni di merito, chiaramente, un candidato portogruaro non è che le conosca, ha i suoi consiglieri chiaramente, ma i consiglieri hanno un peccato veniale, sono sempre gli stessi che hanno fatto i danni a questo intero comparto lagunare. Allora, come riusciamo a intervenire cominciando dal piccolo per poi arrivare al grande? Per carità di Dio, ovvio che infrastrutturazione è fondamentale in un paese, ma come riusciamo a scardinare questa cultura di omesso, perché c'è la volontà di omissiva, confronto, e lo abbiamo in esempio qua, perché per avere un dibattito a San Leonardo il prossimo 27 qualcuno ci ha lavorato sudandoci le 4 camicie, per cui manca questa cultura qua, manca a tutti i livelli, al vertice e alla base. Come Veneto riusciamo a, Veneto no, ma insomma come città, adesso siamo sotto elezioni, riusciamo a porre tra i punti fondamentali di come si fa politica che senza un dibattito pubblico la politica è completamente un falso in atto pubblico? Però lo paghi dopo, se ti risponde bene lo paghi. Qualche requisito si può immaginare, quello che sappiamo tutti, una qualità della classe politica, consiglieri responsabili, consiglieri che abbiano motivazione di essere competenti o di diventarlo onestamente. Il tram a Padova è arrivato perché ci fu un assessore repubblicano, non mi ricordo il nome, che si trovò nella giunta, pentapartito, negli anni 90, se non sbaglio, no, 80 addirittura, a essere assessore alla mobilità. Cavolo, non sapeva nulla. Cosa ha fatto? Ha preso un mese, è andato a girare per le città europee, ha scoperto il tram, il nuovo tram, che grazie all'inverter, un dispositivo elettrico innovativo, riesce a essere più efficiente, più veloce, a ottimizzare la corrente con delle prestazioni elevate, c'è un'innovazione tecnica, a ribassare il piano di carico perché separa i motori delle diverse ruote in modo che ci sia l'incalzamento a raso, una rapidità di entrata, di salita e di discesa che velocizza i tempi, quindi tutta una serie di vantaggi tecnici ma che rendeva il tram nuovo, invitante. Ha detto, facciamo anche noi a Padova. È diventato esperto, ha organizzato convegni, comparazioni, ha portato la cultura della città e Padova è arrivata, dopodiché imbrogliata per altre vicende che possiamo continuare nella mezz'ora dopo, dal bestiale, ma in mezzo che è il tram su gomma, no? quella mezza baracca che c'è, ha dei benefici ma non erano utili qua, il tram su gomma, ma perlomeno la scelta tranviaria per le città medie è una scelta vincente, ed era un incompetente, ma un onesto amministratore che è diventato abile e che ha portato, adesso ve lo diremo la prossima volta eventualmente, ma ha condizionato la politica, e questo vuol dire che si è formato un ufficio su misura capace di, certo ci vogliono i tecnici poi. Tendenzialmente gli ingegneri del traffico in Italia, gli ingegneri dei trasporti sono molto troppo sulla tecnica dell'ingegneria, della prestazione delle velocità, delle strade, di questo, e poco attenti alle conseguenze di Guglielmo Zambrini, cittadini nostri, insomma, di pensare ai trasporti come strumento di qualificazione della qualità delle città, dell'efficienza delle città, della qualità ambientale, della giustizia sociale e della giustizia. Ricordo per esempio che nelle città
che hanno teorizzato il pedaggio urbano, 30% destinato, e si diceva nella teoria, 30% dedicato a rendere efficienti i parcheggi delle automobili, quelli esterni, 30% al trasporto pubblico, 30% alla equità sociale, giustizia sociale di chi ha meno possibilità e quindi tariffe agevolate e quant'altro, 30-30-30, no? Un terzo sostanzialmente. E quindi anche la necessità. Ma questo vuol dire invece delle competenze capaci. E le città stanno cominciando a attrezzarsi, gli uffici di mobilità con fatica, qualche volta conseguendo risultati, qualche volta governati invece. Qui c'era il nostro tecnico delle biciclette che qualche volta... Antonio della Venezia. No, ma anche poi il tecnico interno che era Di Bussola che aveva capacità. Adesso hanno messo al muro con la vicenda del cavalcavia, dove la responsabilità invece è dei politici, perché loro, abbiamo parlato anche con Loris Sartori che era dirigente, era da anni che scrivevano, no, poi è venuta fuori questa cosa sui giornali, che era necessario provvedere perché il ponte era fuori sicurezza e quant'altro, ecco. E quindi poi lo scarico sul povero tecnico. Poi ci sono delle sfighe incredibili anche tecniche, ma non tocchiamo una cosa. E quindi uffici di mobilità un po' alla volta le regioni più intelligenti si stanno attrezzando, anche perché sono costrette a gestire i soldi che lo Stato gli dà in totale responsabilità di gestire il trasporto regionale e ferroviario, e quindi un po' alla volta stanno cominciando a balbettare. Quando ho cominciato a fare consulenza io per Michele non c'era nessuno che ci capiva neanche del sistema concessionario, siamo molto da noi a ragionare. Adesso un po' alla volta si balbetterà, quindi la prospettiva è anche quella. Ci vuole una scuola di università capaci. Purtroppo la scuola di Guglielmo Zambrini, di Maria Rosa Vittalini, non ha gemmato una scuola di continuità. Responsabilità anche mia e di qualche altro di noi, responsabilità loro, anche responsabilità del sistema che agevola i baronati di garanzia piuttosto che la qualità professionale e scientifica. Anche questo va detto. Però se non ci sono le scuole, secondo me i tecnici ci sono. Siamo già strafuori. Segnalo che analoga alla questione riguarda la gestione del territorio e dell'ambiente. A me piace. Le questioni riportano qui, quindi, che guarda caso, io mi dico che c'è il pallino, ma quanto è emerso per la questione Palude, indicativa di come lavoravano e continuano a lavorare, che si vadano a leggere gli atti comunali dell'ultimo anno e mezzo, siamo su quella traiettoria. Bisogna intervenire lì, e quindi chi andrà a governare deve essere consapevole, oltre che avere l'indirizzo, che lì bisogna mettere le mani, altrimenti non si va da nessuna parte. Ricucendo questo che dici adesso con quello che si diceva prima, ci vuole un prerequisito di servizio al bene comune e agli interessi generali. Se io arrivo a fare proposte di mobilità, di imprese di trasporti, perché qualcuno me le suggerisce, perché c'è un interesse a costruire, a realizzare e a gestire, non c'è verso. In Italia la valutazione di impatto ambientale è ostica, perché è un filtro a posteriori di decisioni già prese. L'analisi costi-benefici non si fa neanche, una cosa vecchia a 30 anni che si doveva fare, non si fanno queste cose, e non c'è verso. Quando c'è un interesse precostituito di un'agenzia pronta, con il progetto pronto, che ti dà la finanza così, basta. Abbiamo salvato le tranvie in Italia, che c'è stata una florileggio di nuove tranvie urbane, Firenze, tante altre città, anche noi per fortuna, Padova, Verona con il filobus, perché ci siamo infilati su una legge che era costruita ad arte sugli interessi della Fiat per fare la metropolitana automatica Val Fiat Matra, era già pronta. Cadde la legislatura, è caduta la legislatura, avevano deciso di interrompere la legislatura, avevano 2 giorni per concludere velocemente le leggi. E tra le leggi sospese c'era una legge sulle metropolitane leggere, che erano tutte sotterranee, tutte con poche stazioni, tutte molto costose, tutte per andare lontano e non servire il centro, no? Okay. C'era un momento di sbandamento totale, di velocità. I Verdi, con suggerimento mio di Maria qualche altro, dicevano: attenzione, no, non così, vi consentiamo la corsia preferenziale della legge se accettate, uno, che i progetti vengono sottoposti a valutazione di impatto ambientale e non costi benefici, 2, che la legge si apre alle tranvie leggere, non solo alle metropolitane sotterranee. Hanno deciso, va bene, e in 2 giorni 48 ore. in 2 giorni il disegno di legge è stato
presentato all'Assemblea. L'Assemblea ha dato la delega istruttoria alla competente commissione, la quale ha valutato e ritornato il parere, ha avuto la potestà deliberativa in commissione, ha concluso la deliberazione, ha passato la legge all'altra rama del Parlamento, che va dall'altra fila così in 2 giorni. Perché sennò perdevano la possibilità, la speranza di avere i finanziamenti anche sulle metropolitane, no? Che erano tutti pronti, anche a Venezia con la mela sotto la laguna, no? Con le telefonate al sindaco, chi era quella volta già pronto, no? Che furono messi in esercizio in allarme, fermate le telefonate che sono vigilate, le telefonate, era già pronto per la corruzione. No? E le metropolitane leggere, finte leggere, costosissime e poco utili di tutte le medie città, medie e grandi città, quasi tutte sono state fermate e sono passate alle tranvie, perché di notte, quelle 2 sere da Venezia, e suggerimmo le varianti da fare questa legge con ricatto che se no non avevano legge. Questo vuol dire che insomma si potevano fare, qualche fortuna capita anche a noi. Le vie del Signore sono infinite. Sono infinite, ecco. Questo per dire che appunto è la legge che poi determina.